Le forze dell'ordine tutti i giorni compiono gesti eroici su tutto il territorio nazionale. Abbiamo voluto come Consiglio regionale dare un riconoscimento a questo operatore di polizia perché il gesto di salvare due persone anziane da un'abitazione in fiamme è particolarmente importante e significativo. Dimostra come tutti i giorni mettano a repentaglio la propria vita per salvare la vita degli altri. Quindi era giusto questo riconoscimento, simbolicamente un gesto che arrivi a tutte le forze dell'ordine che operano sul nostro territorio veneto. Come istituzioni però siete chiamate a sostenere anche finanziariamente l'impegno quotidiano delle forze dell'ordine. Dunque, in questo senso cosa ci può dire? Sicuramente il governo sta lavorando per dare nuova linfa alle forze dell'ordine tutte, anche a livello di personale c'è bisogno di una nuova generazione di forze dell'ordine e quindi già questo è un investimento importante, anche sulle infrastrutture, sulle dotazioni, sulle auto, sui servizi, sui taser, eccetera, bisogna fare uno sforzo in più. La Regione Veneto, nei limiti delle proprie competenze, ha già fatto degli emendamenti che ha portato avanti Consiglio regionale all'ultimo bilancio per sostenere con forza l'aiuto alle forze dell'ordine. Diciamo che essendo noi appunto appartenenti della polizia siamo abituati, diciamo, a vivere determinate scene, quindi non mi sento assolutamente un eroe, credo che chiunque, qualsiasi mio collega avrebbe agito nella stessa identica maniera. Ci sono stato svegliato appunto dalle urla dei due anziani, sono subito corso in giardino dove ho visto appunto la villa adiacente alla mia che era completamente avvolta dal fumo e dalle fiamme e fortunatamente avevo una scala all'interno del mio giardino e immediatamente mi sono adoperato per salire con questa scala al primo piano dove queste due persone si erano rifugiate in balia appunto degli eventi. Fortunatamente sono riuscito a salire al primo piano, ho messo in sicurezza prima la persona, la moglie, anche perché aveva appena avuto un ictus da poco, aveva problemi di deambulazione, mentre purtroppo il marito, preso da un raptus, era rientrato all'interno dell'appartamento, probabilmente per prendere qualche oggetto personale, però mettendo a rischio, ecco, la propria vita. E quindi mi sono adoperato per entrare e cercare di salvarlo appunto da una morte certa, insomma. Per fortuna alla fine tutto è andato bene. Sì, assolutamente sì, Dunque fortunatamente sì. questo regala soddisfazione al vostro lavoro perché un po' è la vostra mission, i valori che vi ispirano sono quelli di servire la cittadinanza, ricordiamolo. Assolutamente, la più grande gratificazione è vedere appunto salvare una vita e vederla nel quotidiano il giorno dopo Vi vivo.